Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Manuel Veneziano. Oggi parleremo dei vaccini, da come avete visto dal titolo qui sopra, perché ci sono parecchie persone che mi contattano e mi dicono io questo Green Pass non lo voglio fare, io questo Green Pass lo voglio fare, cosa mi consigli? Mi ha detto e chip e ciao. Allora, prima di iniziare però questa piccola pillola, il vostro benedetto veneziano vi consiglia di iscrivervi al canale di Hildegarda, al canale vostro benedetto veneziano, se siete solo qui di passaggio, ed è la prima volta che incontrate il benedetto veneziano, il canale. Vi ricordo che abbiamo anche due gruppi su Facebook, i link sono sotto qui in descrizione. Un gruppo è il gruppo dei radionica, radiestesia e tarologia ed ermetismo, ha più di 1664 iscritti, è gratuito, si può accedere, basta previo iscrizione e praticamente ci sono i miei link che generalmente posto per chi è del gruppo, alcuni circuiti e tanto altro materiale. E in più abbiamo anche i casti sacerdotali, il De Gara Veneziano. Ricordo anche che abbiamo un sito, il sito del capitano, il sito del capitano.altervista.org, è in pista da più di 6 anni, ha 20 ebook di radionica ed estesia e praticamente la gente ha scaricato più di 150.000 ebook gratuiti di radionica ed estesia con circuiti e spiegazioni. Poi c'è una sezione di legata anche di, di magia, cabala, eccetera. Più vi ricordo che il vostro maledetto ha regalato 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiostesici all'umanità in questi ultimi 6 anni. E in più c'è una sezione shop dove si possono acquistare prodotti di alta qualità esoterici di Illegara Maledetto. Bene, iniziamo un po' questa micropillola a parlare di questa situazione nuova che in Francia è stato rigettato, no? Questo Green Pass che praticamente teoricamente dovrebbe o obbligare tutti a farsi l'antivirus, no? L'antivirale, e poi essere schierato. Ok, noi siamo schierati con non so, l'INPS, siamo schierati con il codice fiscale, la carta d'identità, insomma, tutte quelle cose che da quando siamo nati c'erano già e quindi automaticamente siamo stati inseriti. E la gente comincia a gridare, ecco, adesso ci vogliono schierare. Beh, siamo già stati schierati. Il problema cos'è? Il problema è che al di là di quelli che dicono che dentro questo antivirale non è un antivirale, si attacca l'RNA, insomma, questa situazione che chiaramente io ho già spiegato in altre pillole, è karmica, no? Cioè, nel senso, se una persona si deve poi ammalare può anche bere l'antivirale, ma alla fine, come si suol dire, la cosa va male, no? Il problema è cos'è? Che quando alcuni committenti, e da tempo, cioè praticamente da 2 anni, ci contattano, alcuni sono veramente presi alle strette da questa situazione difficile, non tanto per l'antivirale in sé, ma per questa forma di fascismo, che non direi fascismo, perché chi ha studiato il fascismo vero e proprio, no? Sa che il Duce ha fatto cose eccezionali, eccezionali per il popolo italiano. Ma direi questo stile di dittatura medica, farmacologica, industriale, no? Infatti, se voi avete notato, gli andamenti delle borse delle industrie farmacologiche sono le uniche che in questo periodo di crisi stanno facendo un botto di soldi. Ma questo tipo di come si dice, manipolazione che le industrie farmacologiche hanno indotto nei vari politici in Francia è andata male perché chiaramente il popolo francese ha un certo stile, una certa sensibilità in certa direzione, il popolo italiano anche si sta muovendo, no? Sebbene, come si suol dire, i mezzi di comunicazione di regime sono forti, però grazie a internet si può limare in alcune direzioni. Beh, cosa posso dirvi? Posso dirvi che anche chi si farà il vaccino e canonicamente non deve aver nulla, non c'è nessun tipo di problema. Gli altri invece, quelli che canonicamente hanno qualche pecca, qualche stampella, chiaramente possono avere il Green Pass o non possono averlo, chiaramente la situazione sarà più difficile. A noi ci hanno contattato diverse persone e abbiamo fatto delle stesi, abbiamo fatto dei controlli, c'erano persone che si vedeva che se avrebbero fatto il vaccino avrebbero avuto qualche pecca, qualche problemuccio, qualche effetto collaterale importante,
e altri che non lo vogliono fare, però anche se lo faranno si vede dalla stesa che sarà una cosa che non gli porterà danno, se non anzi gli porterà profitto, perché a livello karmico si vede che hanno un credito, no? Un credito. Quindi io non sono né pro né contro, perché in ogni caso è il karma che guida, no? Certo che questa forma di, tra virgolette, non fascismo, perché chi ha studiato Luce, lo ripeto, sa che ha fatto grandi cose, e neanche di nazismo, perché chi ha studiato il Führer e quel periodo storico, ma che ha studiato veramente, cioè non che si è fatto trascinare dalla storia dei vincitori, ma chi ha capito quel periodo storico, capisce che anche il Führer voleva bene il suo popolo. Questo lo dice Marietto, ma lo dicono anche i cabalisti. Quindi chi si rende conto che questo Green Pass che ci vogliono dare a tutti o far attivare a tutti, alla fine è karmico. Quindi se uno ha un karma buono non deve temere nulla. Ci sono stati in questi mesi persone che ci hanno contattato che hanno un karma buono, con una stesa si è visto che loro non se lo vogliono fare, ma si è visto che se anche se lo faranno, a loro anzi li porterà a delle benedizioni, tra virgolette, no? Green Pass a parte, no? Invece chi magari è materialista, no? Si vede che corre dietro al carro, no? Di vincitore, salta sempre in soccorso al carro del vincitore, abbiamo si è visto alcune volte alcune stese che effettivamente magari sarebbe meglio che non lo faccia con più attenzione, no? O prendere delle precauzioni maggiori. Quindi che dire, questo Green Pass sicuramente non piacerà a molti. Io sono neutro, nel senso che alla fine per il quieto vivere a destra e a sinistra, non dico che bisogna farlo, ma come ho detto, è karmica la cosa, quindi uno può anche non farselo e automaticamente si avvicina a un tipo che ha il virus, lo prende anche lui, praticamente o se lo fa o non se lo fa è a posto. Altri invece, chiaramente, il loro karma gli porterà il colpo. Quindi per tutti quelli che i miei committenti mi seguono e hanno questa sensibilità che le porta ad avere un po' di nervosismo, dico di stare tranquilli, dico perché io ho avuto appunto parecchi che mi hanno contattato un po' agitati da questa forma di dittatura che non è fascismo, lo ripeto, non è neanche nazismo, perché molte volte per mancanza di conoscenza si confondono i termini, ma è una forma di dittatura stereotipata farmacologica, no? Hanno pompato su un virusino che stagionale che chiaramente sicuramente è stato anche curato male, non lo dice Maretto, lo dicono fior di dottori, non di regime chiaramente, ma fior di dottori che continuano nel loro, come si dice, percorso a dire che guardate che la cosa è un po' esagerata, no? È chiaro che purtroppo il karma alcuni porteranno incontro, che non si chiama Covid, ma magari è un'altra patologia che faranno passare per Covid. Quindi a tutte quelle persone che sono molto sensibili, molto nervose, molto, insomma, che hanno paura di questa forma di dittatura, io ho controllato parecchi miei committenti e il loro karma è buono, quindi anche sì, se a livello energetico si sentono provati, costretti, obbligati, loro sicuramente il problema, anche se vengono vaccinati per un Green Pass, lo salteranno via a piedi uniti. Altre persone invece che vogliono correre a farsi il Green Pass per star più bene, roba del genere, magari hanno qualche piccola debacle karmica e molto probabilmente il karma porterà il loro conto. Quindi alla fine è una questione karmica, quindi non bisogna arrabbiarsi o fasciarsi la testa prima che arrivi, come si dice, il guaio. Quindi stiamo calmi, infatti mi è capitato anche di analizzare, come già detto, persone che non lo vogliono fare, ma ho già visto che se anche saranno obbligati lo prenderanno, le legheranno, faranno sto antivirale, praticamente loro anzi si rinforzeranno, perché conosceranno persone interessanti e quant'altro. Bene, cari amici, vi ringrazio e alla prossima, mi raccomando, seguite sempre il Legame Maretto Veneziano.